Ciao signore e signori, buongiorno, ci troviamo all'ingresso del Museo del Mare. Inaugurazione oggi, guarda che c'è un grande movimento. Abbiamo trovato parcheggio perché è uscito Enzo Dovidio, meno male che l'ho beccato. Come potete vedere, guardate, un esercito di sicurezza. Ora vediamo come funziona, andiamo a vedere. Buongiorno signori, buongiorno, come va? Come va? Non vi riprendo, no? Non vi riprendo. Senta, avete qualche biglietto omaggio in più? Vediamo. Va bene, vado, grazie. Oh, Dai. chi non ha? E me si imbarazza che pure. Buongiorno ragazzi, come funziona? Prego, sei in lista? Ah, no, non sono in lista. Ha dato già parlato con il legale della polizia municipale? Sì, ho parlato mi ha autorizzato lui. No, noi non sono nessuno, non è casa mia questa. Com'è? Beh, se non ci sono i nominativi non può entrare, mi dispiace. Ah, se non ci sono i nominativi non posso entrare. Va bene, allora aspettiamo. Vediamo chi entra senza nominativo. Il nominativo ce l'ha? Buongiorno, È in lista? Sono di passaggio, così bisogna essere in lista. Sì, bisogna essere in lista. Sarebbe privato. Ah, ok, va È bene. privato, solo per VIP. Da domani? Ok, va bene. Solo per VIP. VIP e sciolanisti genoflessi. Non si può entrare, il cittadino non può entrare. Non può entrare il cittadino. Solo VIP, autorità. Va bene. Oh, ma lei non può cercarmi una raccomandazione per entrare. No, ma fa un trase. Solo per VIP, solo in lista. Andate. Va bene. Solo per VIP. Siamo qui. Giovanni Iudice che pure mi ha detto, dice dai vieni che ti procuro un biglietto che chiediamo a Ennio. Ma non c'entra che entro io, no. Devono entrare i cittadini, che c'entra io? I cittadini devono entrare. Guardate quando vi spiego di ambulanze, per cosa? Per cosa le ambulanze se non ci sono i cittadini? Ma qualche biglietto omaggio non avete? Con questo posso entrare? Ah, grazie. Prego. Grazie. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ecco l'invito. Perfetto, perfettissimo invito personale per me. Ah, guarda quante autorità, finalmente. Il bosco. Guardate che meraviglia. Che meraviglia, qui gli asparaci, si vengono a cogliere gli asparaci. Gli asparaci si vengono a cogliere qui. Guardate che meraviglia. Vi faccio vedere una mega pianta, queste dovrebbero essere tutti asparaci. Qua si vengono a cogliere gli asparaci, le lumache, i vaccavedri poi, guardate, è meraviglioso, chi se ne frega della nave, ragazzi. Qua guardate che bello, questo fosse tutto aperto al pubblico, con vista mare, mettere qui sedie, fornacelle, perché no? Fornacelle. Bene, andiamo a vedere questa museo del nave, questa musea della nave greca. Io conservo l'invito perché non si sa mai, me lo richiedono dentro. Bene, qua potete vedere il meraviglioso, questo è il viale per il varo delle navi. Quando le navi vengono varate, passano di qua. Buongiorno. Ah, meraviglioso, qui il vano, qua sempre asparaci, pulito per occasione, Poi cosa? Erbe di campo, sanapone, c'è di tutto qui. Beati coloro che ne usufruiscono, certamente non il cittadino. Bene, vediamo se riusciamo a trovare l'ingresso. Se riusciamo a trovare l'ingresso della nave. Ah, ecco, mi indichino. Grazie, buongiorno.
Qui mi indicano che possiamo entrare di qua, l'ingresso. Vedete il bosco meraviglioso. Ehi, buongiorno. Guardate, guardate. Meraviglioso bosco. Voi immaginate se questo, ecco qua. Queste non sono ciollanisti perché sono femmine. Sono giornaliste. Queste le puoi chiamare giornaliste, queste. La Sicilia. Tanto di cappello e di rispetto, anche perché è una vita che fa il giornalista, corretta, quando c'è da buttare fango butta fango, quando c'è da elogiare elogia, va bene. Le donne le perdoniamo, i maschietti, ciolanisti e genoflessi no. Quelli vanno, guarda, questo è fresco, pulito fresco per l'occasione, ragazzi. Qua avato, è stato avato fresco. Vediamo un po' se ce la facciamo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, Ma queste sono le auto delle autorità, eh? Sì, c'è Sono entrati pure dentro, tutto dentro, autorità. tutta pubblicità. Va bene, basta. Basta. Ah, io pensavo che in Valicabia, invece qua, guarda, c'hanno il parcheggio privato, tutte le auto blu. C'hanno il parcheggio privato. Vediamo a quanti minuti siamo. Che ogni 10 minuti lo stacco, perché sennò viene un video troppo lungo. Ecco, questa dovrebbe essere la macchina del sindaco, una Volkswagen di ultima generazione. Prima c'avevano la Panda, poi come è arrivato Greco l'ha sostituita, perché Fasullo, Fasullo l'appunto avevano messo in essere la Panda. È arrivato Lucio Greco e ha voluto il Volkswagen Station Wagon ultima generazione. Ma lui è un signore, Lucio Greco è un signore. Sento musica. Bene, qua vedo che già escono le persone. Bene, questa diciamo la chiamiamo come una prima parte del video. Ora io all'entrata faccio un accidenti, ho perso la cartolina. Vedete le autorità, il museo del mare, ce l'abbiamo fatta, il museo dei relitti, il museo dei relitti. Qua ora stacchiamo perché non vorrei che la musica abbia i diritti d'autore e poi mi fanno la segnalazione su YouTube con i diritti d'autore. Stacchiamo e riaccendiamo dentro.